Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tentano di introdurre telefonini in carcere attraverso un drone. Denunciati a Catania 3 giovani, uno è minorenne. Terzo giorno di spari a Catania, presa di mira una panineria al villaggio Sant'Agata. In 2 mesi più di 10 gli atti intimidatori. Etna, sorvegliato speciale, nuova attività stromboliana sul vulcano. La protezione civile ha attivato il sistema Etnas utilizzato per registrare in anticipo gli eventi lavici. Il sindaco di Recalmuto e la sua squadra al lavoro per ripulire la strada degli scrittori, trasformata dagli incivili in una discarica. Il fiume Ciane a Siracusa, teatro di un'esercitazione di protezione civile. Volontari simulano un'alluvione. Calcio, l'attaccante Caturano ad un passo dal Catania, prossima alla firma anche Leonardi. Sabato rossazzurri impegnati a Cava. Palermo al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro il Frosinone. Stavano cercando di introdurre nel carcere dei telefonini attraverso un drone. Denunciati 3 giovani, fra cui un minorenne. Orazio Longo. In carcere i telefoni cellulari arrivavano dal cielo coi droni. O almeno così avrebbero voluto fare 3 giovani di 21, 18 e 17 anni, i primi 2 di Paternò, il minorenne di Catania, individuati e denunciati dalla polizia di Catania. Gli agenti, nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, notavano i 3 ragazzi a bordo di un'auto nelle vie del centro. Insospettiti, i poliziotti, per l'atteggiamento tenuto dai 3 alla vista della pattuglia, hanno proceduto all'identificazione e a un accurato controllo. Uno dei giovani ha raccontato che erano fermi lì per fumare una sigaretta, ma la giustificazione non ha convinto gli agenti, che a quel punto hanno proceduto alla perquisizione dell'automobile. Il controllo ha consentito di individuare la presenza di un drone posizionato sul sedile posteriore e collegato con una lenza da pesca a un involucro di cellophane con uno smartphone e 2 mini cellulari. Dentro una scarpa un altro involucro conteneva ulteriori 2 smartphone e una borsa a tracolla con gli accessori necessari per il collegamento. Secondo gli inquirenti, i cellulari erano destinati a essere introdotti all'interno del carcere tramite l'utilizzo del drone. Il materiale ritrovato è stato sequestrato. I giovani sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. Continuano le sparatorie notturne a Catania verso attività commerciali. Questa volta, la notte scorsa, è stata presa di mira una panineria al villaggio Sant'Agata. Sono una decina gli episodi da inizio luglio. Adelaide Barbagallo. Il raid è avvenuto nel cuore della notte, intorno alle 2:50. Una raffica di colpi, almeno 16, sono stati esplosi contro questa panineria di via Giovanni da Verrazzano al villaggio Sant'Agata. Alcuni proiettili hanno lasciato il segno sulle porte. L'hamburgeria Russo a quell'ora era già chiusa. Clima teso alla riapertura, il marito della titolare sarebbe un pregiudicato. Il gesto appare come un chiaro segnale intimidatorio, in linea con una serie di episodi analoghi che si stanno susseguendo a Catania. La scia di fuoco è cominciata a luglio, una decina gli episodi fino ad oggi. Le ultime sparatorie il 26 agosto in via Garibaldi, preso di mira un centro estetico di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta, esponente del clan Santa Paola Ercolano, e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che un anno fa era stato vittima di un rapimento lampo da parte di finti agenti di polizia. Poche ore dopo, altri 5 colpi scaricati contro l'abitazione della famiglia Balsamo. Il giorno dopo è toccato a un autonoleggio di via Plebiscito. In tutti i casi, come per l'attacco alla panineria Russo, non si sono registrati feriti, ma cresce l'allarme sicurezza per la frequenza dei raid, che potrebbero essere la spia di una faida tra gruppi criminali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Fontana Rossa, mentre sugli altri episodi indaga la squadra mobile. In tanti si chiedono cosa succederà nelle prossime ore. Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato recuperato stamattina in mare davanti alla spiaggia di Fondachello, vicino ad un lido. Il bagnino ha tentato inutilmente le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e la Guardia Costiera. Sono in corso indagini per risalire all'identità della donna e alla causa della morte. L'ipotesi più plausibile è quella di un malore.
Gestivano una piazza di spaccio a Messina, una piazza da 100.000 euro al mese. In 3 sono stati arrestati al villaggio Aldisio. La droga era soprattutto crack. 7 persone sono state denunciate alla procura, altre 91 segnalate quali assuntori di droga. A Palermo ancora una volta residenti e associazioni chiedono maggiore sicurezza per il centro storico. L'ultima rissa tra nordafricani ha nuovamente riacceso la spia dell'emergenza. Marco Gullà. Sta ormai diventando un percorso di violenze e aggressioni il centro storico di Palermo, precisamente via Macheda, crocevia di pericolo. L'ultimo episodio in questo fazzoletto di città proprio 2 giorni fa, con una rissa scoppiata in pieno giorno. Protagonisti della violenza una decina di giovani nordafricani che si sono affrontati con coltelli e bottiglie di vetro. Fuggi generale di residenti e turisti e ancora una volta via Macheda teatro di violenza. Ecco allora che per l'ennesima volta associazioni e residenti chiedono sicurezza e maggiori controlli. Noi lottiamo per avere la riqualificazione di questo tratto di via Macheda, ormai ghetto Macheda. Siamo stati dal prefetto, dal questore, dal cardinale, dal comandante dei vigili urbani, chi mi manca, un altro, dal signor sindaco, e siamo in queste condizioni. Ieri accoltellamento alle ore 13 in piena via Macheda con i turisti che scappavano, persone spaventate e un far west. E poi spaccio di droga H24 anche alla luce del giorno. Fino a quando chi è chiamato a dare delle risposte in questo territorio è convinto che la questione della sicurezza in città sia soltanto una percezione, non si prenderanno i provvedimenti necessari. Noi chiediamo che venga fatto davvero un intervento intensivo su questa zona, perché è davvero diventato complicato. Alla stazione centrale viviamo una situazione di degrado e di insicurezza crescente, non c'è nulla che le forze dell'ordine non sappiano già e neppure la RAP evidentemente rispetto alla situazione di sporcizia. I turisti cominciano a lasciare delle recensioni super negative, non per gli stabili ma chiaramente per la situazione di insicurezza. Presidi fissi, forze dell'ordine presenti e controlli quotidiani, le richieste dei residenti per dare un volto nuovo a questo tratto di città. Non solo centro storico, si torna a sparare anche allo Zen con un ragazzo di 25 anni ferito ad una gamba, sembra per un regolamento di conti su affari di droga. Andiamo adesso sull'Etna, dove sale il livello di sorveglianza sul vulcano che potrebbe dare origine ad un'intensa attività stromboliana. Orazio Longo. I forti boati che si sentono da lontano e il fumo che sale. Sull'Etna c'è un'alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava, scrive la Protezione Civile regionale, che ha anche attivato il livello F1 dell'allerta di Etnas, il sistema sviluppato dall'INGV che utilizza dati in tempo reale storici per elaborare previsioni relative a eventi parossistici del vulcano. È finalizzato a riconoscere in anticipo il verificarsi di fontane di lava e di aperture di fratture eruttive laterali. Il meccanismo scatta dopo che un software che calcola alcuni parametri segnala il superamento delle soglie di sicurezza. In automatico viene inviato un messaggio alla Protezione Civile regionale che avvisa le autorità locali in modo da chiudere gli accessi dei turisti alle aree del vulcano al di sopra dei 2500 metri di quota. Eccole intanto nelle immagini le vie della lava che scorre a pochi metri dalle telecamere sotto gli sguardi del corpo forestale, dalle fratture ad alta quota e con un'attività esplosiva a intensità variabile dal cratere di sud-est e deboli emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale mentre continuano ad essere alimentati i flussi lavici che emergono da 3 fratture aperte ad alta quota. Arancione rimane l'avviso per l'aviazione Vona, con la cenere confinata sulle zone sommitali ma senza la formazione di nubi nere. Regolarmente operativo attualmente l'aeroporto di Catania. E siamo alla politica, non ci sarà la giornata di confronto tutta interna a Forza Italia prevista per il 9 settembre. La fuga di notizie ha convinto ad annullare l'incontro, ma il presidente della regione Schifani parlerà con tutti i 13 di Sala d'Ercole individualmente. Maglio Viola.
Non si farà più il ritiro di Forza Italia previsto per il 9 settembre. Lo avrebbe deciso il presidente della regione Renato Schifani dopo la fuga di notizie su un incontro che doveva restare riservato. E adesso parte anche la caccia alla talpa che ha fatto trapelare luogo e data. Ma Schifani non rinuncia a un confronto con i suoi deputati, lo farà singolarmente. Saranno confronti ad personam con ognuno dei 13 deputati azzurri di Sala d'Ercole, così come un confronto ci sarà anche in giunta e anche lì non in sede di riunione formale dell'esecutivo. Ci sono tecnici d'area che vanno ascoltati, come Daniela Faraoni, l'assessore alla salute, che in questi giorni è in piena polemica con un deputato nazionale di Forza Italia, Tommaso Calderone, presidente della bicamerale per l'insularità. La polemica fra i due riguarda gli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e il 118. C'è poi la vicenda del film su Biagio Conte che rischia di naufragare, lo ha denunciato la produzione, esclusa dai contributi per ben 2 volte, e Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera, in polemica col governatore siciliano, ha colto la palla al balzo attaccando sulla reale volontà regionale di elargire quel contributo. A lui ha risposto l'alto tecnico d'area, l'assessore Alessandro Dagnino, da un punto di vista proprio tecnico, mentre Schifani ha chiamato la produzione e annunciato che il provvedimento sarà di nuovo in giunta la prossima settimana. Il clima, insomma, non è proprio buono e il chiarimento di cui Schifani si era fatto promotore era decisamente opportuno, ma forse spegnere le polemiche potrà essere difficile fino a quando non si eleggerà il prossimo anno il segretario regionale del partito. Parliamo adesso di un'altra grande incompiuta, non certo l'unica in Sicilia. A Gela c'è un cantiere per l'impianto di depurazione che è fermo da anni. Ci racconta tutto Gerry Italia. È un altro cantiere che non c'è, l'ennesimo dell'isola, eppure doveva rappresentare il cuore della depurazione a Gela, il raddoppio del consortile partito nel 2012 con l'obiettivo di adeguare l'impianto alle esigenze di un territorio già fragile. Un'opera strategica rimasta però impantanata tra burocrazia, inchieste giudiziarie, revoche e costi sempre più alti. Dal 30 giugno del 2023 i lavori sono ufficialmente fermi. Mancano i fondi, servono almeno altri 5 milioni di euro in più. Nel frattempo l'impianto esistente resta sottodimensionato, incapace di trattare i reflui urbani. Il risultato è un mare che continua a ricevere scarichi non depurati a dovere, con conseguenze pesantissime, inquinamento ambientale e rischi per la salute dei cittadini. La Regione intanto assicura di aver individuato le risorse necessarie, ma il cantiere resta ancora fermo, i costi crescono e il tempo passa. Così un territorio già provato da decenni di impatto industriale, tumori e malformazioni infantili vede svanire l'ennesima promessa di risanamento, come spiega il senatore gelese Pietro Lorefice, che segue da anni questa vicenda denunciando opacità e ritardi. Il Golfo di Gela, le città del Golfo hanno grandissime ambizioni. Noi andiamo alla bandiera blu e sicuramente per raggiungere quegli obiettivi non ci possiamo permettere che la regione siciliana e Schifani continuino a rallentare o essere inefficaci nel porre a terra le risorse che dicono ci siano. Il raddoppio del depuratore intanto, nato come risposta, è diventato l'ennesimo simbolo di immobilismo e a oggi non ci sono certezze sui tempi della sua realizzazione. La strada degli Scrittori in provincia di Agrigento trasformata in una discarica. A Racalmuto il sindaco e la sua squadra si rimboccano le maniche per ripulire l'area. A Davide Sardo. La strada degli Scrittori, itinerario che unisce cultura, memoria e paesaggi unici, ancora una volta ferita dall'inciviltà. Cumuli di rifiuti abbandonati hanno trasformato in discarica un tratto che dovrebbe raccontare bellezza ed identità. A Racalmuto l'amministrazione comunale ha scelto di reagire con un gesto concreto. Il sindaco Logero Bongiorno, insieme ad assessori e funzionari, è sceso in strada raccogliendo personalmente la spazzatura abbandonata dagli incivili. Ma diciamo che non senza alcuna supponenza, vogliamo soltanto dare un piccolo segnale per dire anche la giunta, anche gli assessori, i vigili urbani, stiamo dando un piccolo segnale per dare un contributo alla tenere pulita la nostra città. Un'azione simbolica, ma anche un esempio di impegno civile che invita i cittadini a cambiare mentalità, perché la lotta all'abbandono dei rifiuti non può essere demandata solo alle istituzioni. Serve responsabilità collettiva, senso civico, rispetto. La strada degli Scrittori merita di essere percorsa tra decoro e orgoglio, non tra degrado e abbandono. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare di una esercitazione di protezione civile che ha avuto luogo a Siracusa.
Oltre 200 volontari di protezione civile provenienti da diversi paesi del mondo a Siracusa per un'esercitazione che simula un'alluvione. Francesco Aloi. Alluvioni, strade che in pochi minuti diventano fiumi. Queste immagini dicono più di ogni altra parola. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti, perciò bisogna tenersi pronti. Dall'altra parte c'è un uomo da salvare, dovete caricarlo nell'imbarcazione e portarlo qui. Qui siamo a Siracusa, alla Fonteciane. Oltre 200 volontari in 3 giorni si stanno esercitando in soccorsi legati al rischio idrogeologico. Arrivano da oltre 20 paesi nel mondo. Con l'obiettivo di prepararsi ad essere utili a se stessi, ma ovviamente anche agli altri, in una delle situazioni emergenziali più difficili e più comuni a cui ultimamente assistiamo, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ci si divide in chi deve essere salvato e in chi va in soccorso. Ci si diverte, ma soprattutto ci si esercita. Quindi è importante prendere coscienza di quelle che sono le piccole manovre di autosoccorso che ci permettono di essere utili. Poter dedicare il proprio tempo a qualcosa che è utile agli altri permette anche di crescere e di poter dare un proprio aiuto. Qui si comunica in diverse lingue, ma con lo stesso obiettivo: farsi trovare sempre pronti. Always in a straight line. Lei è Irene, arriva da Cipro. La protezione civile italiana la vede come un modello. Il modello è molto buono. Siamo agli spettacoli, dal mito alla scena, al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Applausi per Amore e Psiche, un intreccio di recitazione, musica e danza. Davide Sardo. Quale mistero ci induce ad amare qualcuno senza considerarne il corpo? Un viaggio nel mito che diventa spettacolo. Il Teatro dell'Efebo di Agrigento ha fatto registrare un grande successo con Amore e Psiche, la nuova produzione firmata da Ilenia Costanza. Sul palco, teatro, musica dal vivo e danza si sono fusi in un intreccio capace di emozionare e incantare. Quanto costa l'amore oggi? Quanto costa la bellezza? Soprattutto cos'è la bellezza? Questa dea bellezza che oggi è più dea che mai e che tutti inseguono, diventano finti uomini e donne nell'inseguimento di una bellezza fino a perdere la purezza dell'amore, della passione e soprattutto dell'anima psiche. Questo è lo spettacolo. L'idea è di Claudia Rizzo, anche protagonista e autrice delle canzoni eseguite dal vivo, insieme a un cast di attori e ballerini che ha dato intensità e freschezza alla narrazione. Un evento che ha trasformato la leggenda di Apuleio in pura magia scenica, capace di far vibrare il cuore del pubblico. Hai mio figlio dentro di te. È mio figlio! Assegnati ieri ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania i premi Ussi Estate 2025, i giornalisti sportivi aderenti all'ente hanno conferito una menzione speciale alla giornalista e regista Clementina Speranza per il suo documentario Stai fermo lì, in cui mostra le discriminazioni subite da Babak Monazzami, un giovane poliedrico artista appassionato di calcio costretto a fuggire dall'Iran. La pellicola è una testimonianza diretta delle persecuzioni subite in Iran dall'artista, dal suo felice inserimento in Italia e delle ingiustizie ancora oggi subite in Germania. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, l'attaccante Salvatore Caturano è adesso ad un passo dal Catania, prossimo alla firma anche Leonardi. Sabato rossazzurri impegnati a Cava. Sentiamo Sergio Colosi. Il presidente del Potenza Macchia ha provato a trattenerlo, offrendogli in futuro anche un ruolo dirigenziale. Catania però per Salvatore Caturano è una scelta professionale ma anche di vita. Così l'attaccante ha salutato Potenza, dove ha realizzato 49 gol firmando anche 11 assist in 112 gare. I due club sono già allo scambio dei documenti per la cessione a titolo definitivo. Bomber Caturano ha oltre 400 presenze in C e 141 reti segnate e un altro grande colpo
colpo del Catania. Nelle prossime ore il suo arrivo in città e la firma di un triennale. Non si esclude la convocazione per la gara di Cava. Dopo Caturano atteso Simone Leonardi dalla Sampdoria a titolo definitivo. Per la giovane punta catanese un contratto pluriennale prima del prestito alla Ternana. Per il centrocampo trattativa ancora aperta con la Juve Stabia per un possibile scambio tra Davide Buglio e Alessandro Guaini. Nel reparto comunque il recupero del capitano Di Tacchio dopo le buone notizie dall'infermeria rossazzurra sarà più di un'alternativa. Richiesto dal Cerignola Allegretto che potrebbe essere sostituito da Mirko Miceli, capitano del Monopoli. Mercato protagonista, ma sabato si gioca a Cava dei Tirreni dove il Catania cercherà conferme e d'ausilio potrebbe essere la novità rispetto alla formazione di domenica scorsa contro il Foggia. E il Palermo è al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro il Frosinone. Barbera ancora una volta verso il pienone. Marco Gullà. Febbre da sabato sera, il Palermo chiama, i tifosi rispondono. Anche in occasione della sfida contro il Frosinone, valevole per la seconda giornata di campionato, il Barbera farà il pieno, almeno 30.000 le presenze, la prevendita va a gonfie vele. Una partita che può dare ulteriori feedback sulle potenzialità del Palermo. Inzaghi sembra orientato sulla strada della continuità. Contro i Ciociari, infatti, l'allenatore rosanero dovrebbe confermare in blocco la formazione che sabato scorso ha vinto e convinto contro la Reggiana. Pochi i dubbi di formazione nonostante il recupero di Gomez e l'inserimento dei nuovi innesti Joronen e Veroli. Io ho diventato adesso abbastanza esperto nel Serie B e cerco di vivere in presente. Allora vuol dire lavorare ogni giorno e poi essere pronto per prossima gara. La filosofia è chiara, squadra che vince non si cambia. Le novità, semmai, troveranno spazio dopo la sosta. In attacco quindi Brunori e Gyasi alle spalle di Poyampalo, mentre in porta sarà confermato Bardi. Mercato a breve ufficialità delle cessioni di Francesco al Catanzaro e Magnani in prestito alla Reggiana. Apparentemente il mercato in entrata del Palermo dovrebbe essere chiuso, ma non si escludono colpi last minute, soprattutto per il centrocampo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.